Quella cuciniamo insieme ad Andrea, parmigiana di melanzane e non melanzane alla parmigiana. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. Perché qualcuno si chiederà ho fatto questa distinzione di parmigiana di melanzane e melanzana alla parmigiana? Ve lo spiego subito. Le origini sono parmigiana di melanzane e non parmigiana. Parmigiana, cosa sono le parmigiane? Le parmigiane in Sicilia sono le scalette che ci sono all'interno delle persiane. Sono quelle scalette appunto che vengono intervallate che servono a regolare l'ingresso della luce esterna verso le abitazioni. Il cuoco di allora, che non so sinceramente chi sia, un genio, un visionario, ha pensato bene di ricreare queste dislocazione delle appunto tavolette di legno delle persiane, così denominate parmigiane, friggendo delle melanzane, appunto intervallandole con della salsa di pomodoro e del basilico. E poi un cascavallo grattugiato sopra. Quindi, come vedete, queste sono le origini della parmigiana di melanzane. Nasce l'equivoco perché italianizzandola, quindi, cosa succede? Molti pensano che questa ricetta sia originaria della zona di Parma o, ancora peggio, che trae il nome dal formaggio parmigiano che viene messo sopra. Nulla di più sbagliato. E adesso appunto vi ho spiegato il perché il nome parmigiana e non parmigiana. Con la città di Parma nasce l'equivoco non solo per quanto riguarda il formaggio che veniva prodotto, che viene prodotto là, straordinario per tutte le ricette, ma sicuramente non per la parmigiana. Ma perché in quello stesso periodo vi era in grande voga la moda delle verdure alla parmigiana. Cosa sono le verdure alla parmigiana? Sono delle verdure arrostite e messe l'una sull'altro come se fosse un tortino, intervallate, magari anch'esse con della salsa di pomodoro o besciamella, insomma quello che avevano. Quindi questa tecnica di sovrastare le verdure una sull'altra veniva chiamata appunto cottura alla parmigiana. Da qui capite bene da dove nasce l'equivoco. La ricetta, quella classica, tradizionale siciliana, è chiamata parmigiana di melanzane. Adesso non ci resta altro che cominciare ad eseguire la ricetta. Togliamo le due estremità e cominciamo a tagliare fettine di medio spessore, il più regolare possibile. Ok, una volta affettate le melanzane andremo a metterle in acqua e sale. Sapete benissimo il perché, serve a togliere l'amaro, anche se siamo in piena stagione di melanzane. Sai, può capitare sempre qualche melanzana un po' fuori razza. Tanto non mi costa nulla, li faccio stare in acqua e sale un quarto d'ora. Nel frattempo che le nostre melanzane spurgano un attimino, facciamo una classica salsa al pomodoro. Quindi andiamo a tagliare una cipolla piccolina e partiamo subito di soffritto. Partiamo quindi soffritto di cipolla, inseriamo il basilico. Appena cominciate a sentire l'odore del basilico, potete inserire la passata. La salsa di pomodoro sta marciando e adesso le nostre melanzane si sono spurgate perché è passato un quarto d'ora. Olio abbondante in padella e cominciamo a friggere le fette di melanzane. Nel frattempo che friggo le melanzane stanno andando, facciamo qualche altra specifica. Come vi dicevo, la classica, la tradizionale ricetta siciliana non prevede nulla di più delle melanzane fritte, un po' di salsa al pomodoro e del caciocavallo come se non ci fosse un domani. In questo caso uso dire che io faccio la parmigiana di melanzane caiunta, cioè con l'aggiunta di qualcosa. Io oggi mi limiterò soltanto ad inserire, come dicevo, del fior di latte e del prosciutto affumicato. Dopodiché anche là cascavallo come se non ci fosse un domani e l'andremo ad infornare. Adesso andiamo a controllare le melanzane, le scoliamo e continuiamo poi il seguito della preparazione. Benissimo, praticamente abbiamo finito la ricetta, o quantomeno abbiamo finito le precotture. Adesso dobbiamo andare ad assemblare il piatto, infornarlo e poi assaggiarlo come al solito. Allora, andiamo a completare il piatto. Prendiamo un po' della salsa di pomodoro che si è già cotta e andiamo un po' a sporcare, come si suol dire, il fondo di una pirofila. Non mettetene tantissimo, quel tanto che serve per non far attaccare le melanzane. Andiamo giù per strati. Melanzana fritta, messa una accanto all'altra in questo modo. Non dobbiamo fare altro che ricreare appunto degli strati. Poi ancora un po' di salsa di pomodoro sopra. E poi mozzarella
Come dicevo, io metto pure del prosciutto cotto affumicato. Girate così vedete meglio tutte le varie composizioni della nostra ricetta. Ok, quindi come avete visto, strato di pomodoro, poi le melanzane, mozzarella, il prosciutto sopra e il caciocavallo come se non ci fosse un domani. Non risparmiate sul formaggio. E giù di un altro strato. Quindi ancora melanzane. Ancora un po' di salsa di pomodoro. Ahimè, devo fare mea culpa, ho dimenticato nel primo strato, preso nella concitazione di riprese, quadrature e cose varie, l'ho dimenticato foglie di basilico, possiamo rimediare, lo mettiamo anche nel secondo strato, magari ne mettiamo un po' di più, così spezzettate con la mano e via di un ulteriore strato. Questo è l'ultimo strato, mi finirei di ricominciare. Vado sotto di nuovo con un po' di salsa di pomodoro. Qua magari nell'ultimo strato fate un po' più abbondante perché è lo strato che andrà a contatto con l'alta temperatura del forno, per evitare che possano o bruciare o comunque diventare troppo secche. Quindi qua magari col pomodoro siate un po' più generosi. Anche qui un po' di basilico. E questo è l'ultimo strato. Come usiamo dire a Palermo, purtroppo non c'è una regola ben precisa sul numero di strati da poter fare per una buona parmigiana. Perché in Palermo si usa dire a casa cadde quanto vuole il padrone. La casa è grande quanto vuole il padrone. Quindi più è grande il contenitore, più alto è, più strati potrete fare. L'ultimo strato metto soltanto un po' di salsa di pomodoro sopra, del basilico e caciocavallo a tempesta, come se non ci fosse un domani. Questo servirà solo per la gratinatina, tanto per una questione fondamentalmente estetica, di macchia, di colore, con un po' di salsa sopra, il basilico messo prima del caciocavallo, mi raccomando, altrimenti si brucia il caciocavallo un po', lo protegge dall'alta temperatura. Fatta questa resta che andare ad infornare 180 gradi intorno ai 20 minuti, dipende sempre dallo spessore. Ci vediamo tra un po'. Ed ecco qua, usciamola dal forno, guardate che bella, guardate che bella crosticina. Fogliolina di basilico, facciamola raffreddare e poi passiamo al taglio. Impiattiamo, per come vedete in video. Aspetta!